Un cantiere aperto in fretta e furia, quello che amplia la zona del percorso 2, come è stato chiamato il secondo pronto soccorso dell'ospedale di Padova, ovvero la parte dedicata ai pazienti Covid. Un'unità d'emergenza completa di tutto, dalle travi testa-letto per la terapia intensiva fino alla ventilazione più avanzata, come ci spiega Vito Cianci, direttore del pronto soccorso di Padova, che da febbraio ad aprile, assieme alla sua equipe che conta più di 100 tra medici, infermieri e operatori, non si è mai fermato e anzi ha previsto la seconda ondata. Questa unità operativa coincide con una progettazione che prevedeva la necessità di farci trovare pronti di fronte ad una eventuale, molto probabile, ondata di ritorno che si sarebbe verificata con i mesi autunno-invernali. Per ora nel pronto soccorso dedicato ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 vengono ricoverati tra le 50 e le 60 persone al giorno, il 20% sono codici rossi. Numeri in costante crescita che hanno convinto la direzione ospedaliera ad ampliare gli spazi, conglobando il piano terra del Pala Fellini in struttura universitaria tra il pronto soccorso e il policlinico. La contagiosità è superiore, generalmente il livello di gravità è inferiore. E qual è lo scenario che immaginate per i prossimi mesi? Puntiamo il prima possibile a veder raggiungere l'acme di questa curva di risalita dei contagi per poi raggiungere una fase di plateau e finalmente cominciare a vedere una primavera con la P maiuscola a tutti gli effetti.